Venendo al punto della sostenibilità, la sostenibilità Aspiag non inventiamo niente, perché l'Aspiag ce l'ha sempre avuta e ce l'ha sia nel suo marchio, che è un abete, ma soprattutto ce l'ha nel suo nome, perché DESPAR è l'acronimo in tedesco e vuol dire dalla cooperazione armoniosa tutti traggono vantaggio in un ugual modo. Quindi già la nostra parola è un, diciamo, slogan molto importante per la sostenibilità. In più, dall'acronimo DESPAR in olandese significa appunto l'abete, e noi, il nostro marchio, è un'insegna fondamentale di cosa vuol dire oggi sostenibilità per noi, che le radici dell'abete devono essere ben piantate per terra e si deve comunque creare un rapporto col terreno, che per noi è il territorio, ma un rapporto che fa crescere l'abete, quindi più le radici sono solide, più noi riusciamo a crescere. E questo l'abbiamo fatto creando un gruppo di sostenibilità al nostro interno, che prende trasversalmente tutte le direzioni dell'azienda. Abbiamo creato un manifesto che l'abbiamo anche messo ben chiaro a tutti. Questo manifesto è in tutto l'ufficio di tutti i dirigenti, compreso il board, perché per noi questo è fondamentale. Per noi questa cosa qua è far capire dall'alto al basso che noi comunque abbiamo le nostre regole e devono essere seguite a tutti i livelli. Queste regole sono state suddivise in 10 punti, ma sono 10 punti fondamentali per la nostra storia, ma soprattutto per il nostro futuro. Avere a cuore il pianeta. Avere a cuore il pianeta è il primo, perché noi dobbiamo essere grati di quello del pianeta dove viviamo, del territorio dove viviamo, delle regioni dove viviamo, e quindi dobbiamo anche prenderci cura di tutto l'ambiente che ci circonda. Credere nelle persone è il secondo punto. Anche qui la nostra azienda è formata da persone ed è formata per servire le persone, quindi per noi il credere nelle persone diventa fondamentale. Garantire la qualità e la sostenibilità dei nostri prodotti. Come vi dicevo prima, noi abbiamo un controllo maniacale su tutti i prodotti, sia food che non food. Siamo i primi a creare sempre dei progetti sia col territorio, ma ve ne faccio anche un altro. Abbiamo creato un progetto con Slow Food, dove abbiamo anche là messo a scaffale alcuni prodotti tipici che erano di presidi di Slow Food, quindi anche andando contro il conto economico, noi cerchiamo comunque di sostenere alcuni piccoli produttori. Il quarto è dare valore alla collettività, e questo lo facciamo quotidianamente con tutti i progetti, come si diceva prima, non solo di charity, ma con le questure, con la protezione civile, con le scuole stesse. Questo qua secondo me è un punto fondamentale. Il quinto, promuovere e garantire la salute e il benessere. Se non siamo noi che diamo un aiuto a questo, non lo possono fare altri, perché noi abbiamo un contatto quotidiano col consumatore cittadino e quindi per noi questo è fondamentale. Scegliere di essere trasparenti. Noi la scelta di essere trasparenti lo scegliamo su più livelli. Dal livello alto, magari con un bilancio certificato, con un report integrato, che è un documento che ha vinto anche tantissimi premi, perché il report integrato, diciamo, è il succo economico, finanziario e sociale di tutto quello che facciamo durante l'anno. Viene presentato di solito in aprile ed è un documento, per noi è la Bibbia, perché ogni volta che andiamo da qualche parte con le pubbliche amministrazioni, con gli stakeholder, lo portiamo sempre in giro, perché è fondamentale far vedere quello che facciamo, perché noi non siamo quelli che lanciano gli slogan, noi siamo quelli della concretezza, però tante volte dico sempre ai miei, bisogna anche comunicare questa concretezza, perché sennò non siamo riconoscibili. Il punto 7 è sostenere i prodotti e i produttori locali. Questo l'abbiamo fatto, come si diceva prima, con i Sapori del Territorio, con l'Endo Venice, ma anche con I Love Trentino. Siamo adesso con l'Emilia Romagna, stiamo interloquendo con l'assessore Mammì all'agricoltura per fare un progetto di filiera anche con l'Emilia Romagna. Siamo
in arrivo anche col progetto del Friuli Venezia Giulia, quindi non è solo una specificità del Veneto, è un progetto che noi portiamo avanti in tutti i territori dove siamo presenti. L'ottavo è avere fiducia nell'imprenditoria locale. Questo, come vi dicevo, ce l'abbiamo anche dal momento che noi, quando andiamo ad aprire dei nuovi punti vendita in altre città, in altre regioni, noi cerchiamo sempre di avere imprese locali. È logico che magari devono avere dei requisiti standard, che devono rispettare le nostre regole, però per noi è fondamentale attivare nuove imprese, anche al costo di rischiare un po' su quello che è il prodotto finale dei negozi. Però per noi l'Emilia Romagna, un domani la Lombardia, di sicuro l'attivazione con un rapporto nuovo e sincero con gli imprenditori locali è fondamentale proprio per creare questo tipo di unione. Il nono è investiamo nel territorio. Come si diceva, noi mediamente investiamo ogni anno dai 150 ai 160 milioni di euro su tutti i territori dove siamo presenti, ma non solo unicamente con le aperture di nuovi punti vendita, perché anche quest'anno noi andremo a ristrutturare tantissimi punti vendita, perché, ripeto, fondamentalmente noi cerchiamo di dare un servizio e un ambiente consono, non solo che sia facile per il consumatore che viene ad acquistare i prodotti, ma che debba rispettare determinate regole di sostenibilità. Quindi noi abbiamo dei punti vendita aperti ormai 20 anni fa che hanno bisogno comunque di essere sistemati, ed è inutile che continuiamo a spingere l'acceleratore su nuovi punti vendita se dopo abbiamo alcuni punti vendita che invece magari non sono all'altezza. Quindi anche questo va sempre a discapito del conto economico, però nel DNA nostro è quello di mantenere sempre una linea comune. Ultimo ma non ultimo è la lotta contro lo spreco alimentare e la promozione della cultura del recupero. Questo lo si fa, è difficile perché comunque nei vari territori vediamo alcuni consumatori, alcune comunità che sono molto più avanti, altre che sono un po' più indietro, però secondo noi un altro punto fondamentale del nostro compito è quello di cercare di istruire il consumatore ad un nuovo utilizzo dei prodotti, anche al fatto che deve comprare magari anche un po' di meno, ma deve comprare con più interesse, cioè venire magari un po' più spesso al supermercato senza dover magari caricare il carrello di tantissimi prodotti che dopo alla fine magari non utilizza. Ecco, questo magari è una cultura che dovremmo spingere molto di più, perché il consumatore del futuro dovrà stare molto attento allo spreco del prodotto alimentare, ma soprattutto anche al riciclo di tutti i materiali.